Anno 1077. Lotta per le investiture. Enrico IV viene scomunicato da Papa Gregorio VII. Mi manda Papa Gregorio VII con la scomunica. Ma com'è possibile? Dovrò chiederti scusa. Enrico IV si reca al castello di Canossa, dove Papa Gregorio VII è ospite della contessa Matilde. Non ci posso ancora credere che il Papa mi abbia scomunicato. Arrivato a Canossa, Enrico IV non viene ricevuto. Matilde, cugina cara, posso entrare? Mi dispiace, ma il Papa non è pronto per riceverti. Dopo 3 giorni e 3 notti passati in ginocchio sotto la neve, Enrico IV viene fatto entrare nel castello. Ora puoi entrare, il Papa ti riceverà. Finalmente! Enrico IV viene ricevuto da Papa Gregorio VII, a cui porge le proprie scuse. Gregorio, perdona le mie colpe. Io ti perdono e ti riporto alla vita cristiana. Dopo aver ottenuto il perdono del Papa, Enrico IV si allontana dal castello di Canossa, pronto per tornare in patria e riprendere il potere. Si riparte, destinazione Aquisgrana. Per tornare in Germania, Enrico IV deve oltrepassare le Alpi. Superato questo valico, saremo quasi arrivati a casa. Procediamo, mio signore. Ai valichi trova i nobili tedeschi che gli impediscono il passaggio. Halt! Hier dürft nicht vorbeigehen! Sigeardo, patriarca di Aquileia, interviene in difesa di Enrico IV e gli permette di transitare. Seguimi, ti porterò al di là del valico. Enrico IV, per ringraziare Sigeardo dell'aiuto ricevuto, decide di concedergli un feudo. Se non ci fossi stato tu. Era mio dovere, vostra maestà. A Pavia, Enrico IV nomina Sigeardo suo feudatario. Per la tua fedeltà ti omaggio di un feudo. Ne sono onorato. Il 3 aprile del 1077, Sigeardo, per la fedeltà dimostrata, riceve l'investitura e viene nominato duca della patria del Friuli. Il Friuli sarà il tuo territorio. Grazie, lo chiamerò Patria del Friuli.